Buonasera, benvenuti a tutti, ai presenti e a quanti sono collegati. Dopo aver conosciuto Paolo Takashi Nagai attraverso la biografia scritta da Paul Glynn e i suoi stessi scritti, e dopo aver visitato i luoghi dove la sua storia si è svolta, in stretto legame con la tradizione e la storia della sua terra, in particolare dei cristiani del Giappone, è nato in me il grande desiderio di farlo conoscere anche alla nostra città. Per questo, con l'Associazione Culturale Rosmini, abbiamo portato a Padova la mostra che ne illustra la storia e le personalità, unitamente a quella della moglie Marina Midori Moriyama. Mostra presentata al Meeting per l'amicizia tra i popoli di Rimini nel 2019. Mostra qui a Padova, gentilmente ospitata dall'azienda ospedaliera di Padova, nel prestigioso chiostro dello storico ospedale Giustinianeo. In questi giorni l'affluenza dei visitatori è stata inaspettata come numero e come interesse ed entusiasmo suscitati. Colgo l'occasione per ringraziare sia l'azienda ospedaliera e tutti i volontari che collaborano per la buona riuscita della mostra, come guide per le visite e nel servizio di accoglienza, e ricordare a tutti che prosegue fino alla prossima domenica 19 maggio, per chi non l'ha vista o per chi ha piacere di portare altre persone a visitarla. Tra gli innumerevoli aspetti che la personalità di Paolo Takashi Nagai affronta, che sono la scienza e ricerca medica, la passione educativa, l'amore coniugale e verso i figli, l'esercizio aperto e mai rinunciato della ragione come apertura alla realtà totale, la costruzione della pace attraverso il cambiamento di sé, la fede cristiana vissuta fino in fondo, sempre argomentata ragionevolmente. Ecco, tra tutto questo abbiamo desiderato approfondire soprattutto il Paolo Takashi Nagai medico, sia perché nel suo essere medico a tutto tondo mi pare siano sintetizzati in qualche modo tutti gli altri aspetti del suo modo di affrontare la vita. In secondo luogo perché ci è sembrato un esempio grande sulla concezione che lui dà della professione medica, intesa soprattutto come un prendersi cura globale della persona. In un tempo come il nostro, in cui l'enorme progresso delle tecnologie sanitarie e la difficoltà di proporre modelli di organizzazione sanitaria che abbiano al centro la persona, sembra ridimensionare molto questa posizione originale, che però resta a nostro avviso fondamentale. Perciò, accanto alla mostra, abbiamo pensato questa serata come approfondimento di questi temi e abbiamo chiesto a due eminenti colleghi, che stimiamo profondamente sia come persone che come medici, per i campi in cui operano e per la passione che mettono nel loro lavoro, di confrontare la loro esperienza con le provocazioni che Paolo Takashi Nagai lancia al nostro essere medici e operatori nella sanità. I nostri ospiti li conosciamo, ma insomma li presento per dovere di ospitalità. Don Dante Carraro, medico cardiologo e specializzato in gestione di servizi per la salute e risorse umane presso l'Università di Ngazi, Uganda, sacerdote dal 1991, dirigente del QAM dal 1994, prima come vice direttore, poi come direttore dal 2008, responsabile di progetti di cooperazione sanitaria in 23 ospedali e 127 distretti di salute in 8 paesi dell'Africa subsahariana. Franca Benini, professore straordinario di pediatria, direttore del Centro regionale Veneto di terapia del dolore e cure palliative pediatriche. Hospice pediatrico di Padova, specializzato in pediatria, anestesia, rianimazione, neonatologia e farmacologia. Nel 1983 ha dato avvio alla prima rete regionale di cure palliative pediatriche e terapia del dolore specialistica in Italia e dopo qualche anno al primo hospice pediatrico. Suoi ambiti di ricerca sono la terapia del dolore e le cure palliative pediatriche, con oltre 300 pubblicazioni scientifiche. Ci aiuterà a condurre questo dialogo Giorgio Bordin, reumatologo e medico internista, direttore dell'unità complessa di medicina di Vimercate, AST Brianza,
da sempre impegnato, oltre che negli aspetti medici e formativi della professione medica, anche in quelli etici ed artistici, nonché storici. Tra l'altro è un grafico di eccellente valore. È presidente dell'Associazione Medicina e Persona, tra gli enti promotori della mostra. Associazione che ha come mission, in estrema sintesi, l'umanizzazione delle professioni sanitarie, sia nel rapporto operatore-paziente, sia nel sostegno e promozione delle motivazioni che sottendono il lavoro in sanità, e sia nell'approfondimento degli aspetti di organizzazione sanitaria a partire dalla centralità della persona. Per approfondimenti vi rimando all'omonimo sito di Medicina e Persona e poi ci dirà qualcosa lui. Lascio dunque la parola ai nostri ospiti. Buona serata. Io ringrazio per l'invito e per l'occasione. Prima però di cominciare a parlare, se possibile, manderei un breve video. Welcome to my world. Won't you come on in? Miracles, I guess. Benvenuti nel XXI secolo, l'era della meraviglia tecnologica e del benessere. Allora perché mi sento così fuori posto? L'età di internet e della globalizzazione. Ogni desiderio è alla portata di un click. Eppure qualcosa non va. Ma cosa? Così non funziona. Come si cura un male che non si conosce? Curare. Forse questa è la domanda. Cosa vuol dire curare? No, aspetta. Mi serve un altro punto di vista. Proviamo con la malattia. Il malato. Cosa cerca il malato? Diagnosi, fluidi, terapie, medicine. Basta così? No, manca qualcosa. Forse l'avevamo un tempo. Abbiamo perso un pezzo importante lungo la strada. Abbiamo raggiunto l'impossibile, quello che credevamo solo fantasia. Eppure abbiamo smarrito l'essenziale. Lo sappiamo noi malati, lo sappiamo noi dottori. Ricominciamo. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Cosa sono io? Che è l'uomo e il suo desiderio di infinito? Ed era cosa molto buona. E il male? E il dolore? C'era posto anche per quello. Ed era cosa molto buona. E la morte? La coscienza e la paura di morire. Cosa c'entra il cosmo infinito con la fine? Ce ne siamo dimenticati. Volevamo dimenticarci, non vivere come nulla fosse. Ma può un malato dimenticarsi del suo male? Ovacchiamo le urla ma non smettiamo di gridare. Non possiamo farne a meno. Più grande è il male e più domandiamo. Dobbiamo imparare a rispondere. Ripartiamo da qui. Cosa c'entra? Grazie. Cosa c'entra Nagai con un palliativista, con un medico missionario? Un po' l'ha già detto lui. Si sente? Così si sente. Paolo Takashi Nagai, almeno per quanto mi riguarda, non è tanto un convertito dallo shintoismo al cristianesimo, è un convertito da una posizione scientista e irreligiosa, animata dal più fervido zelo materialista e riduzionista, ad una posizione invece umana, capace di abbracciare tutta la verità di tutta la realtà, amandola profondamente con un amore sconfinato all'uomo, che però non è mai entrato in conflitto con l'amore alla scienza. E in questo senso sì, cattolico perché è universale,
tanto che recupererà sempre anche l'amore allo shintoismo che già aveva abbandonato e in cui era stato educato e che rifluirà sempre nel suo cristianesimo. Quando qualcuno di noi all'interno di Medicina e Persona hanno scoperto questo libro che c'è anche lì, della biografia di Takashi Paolo Nagai scritta da Paul Glynn, hanno cominciato a leggere e siamo stati attratti da questa figura. Da qui è nata la voglia di fare una mostra, sostanzialmente è nato tutto, anche quello che è arrivato qua adesso. Però all'inizio ci eravamo avvicinati a lui come medico, poi abbiamo capito che l'interesse della sua figura come medico potesse essere in qualche modo marginale o incidentale rispetto a quello che lui ci diceva, perché quello che ci raccontava non era tanto sull'essere medico, ma era la sua posizione umana, la capacità, appunto, tutta la sua storia. Chi ha visto la mostra sa di che cosa parliamo. Ma siccome Nagai era un uomo unito e la sua statura investiva tutte le dimensioni della sua vita, investiva anche quella medica. Anzi, nella sua biografia tutto è partito da lì e tutto è refluito lì dentro. Lui si è convertito grazie al suo realismo e grazie proprio all'uso che lui ha fatto della sua ragione, la stessa che lo spingeva verso la scienza e che non ha mai abbandonato, tant'è vero che è stato anche per i tempi un grande medico, è stato un pioniere della radiologia, un pioniere della radioterapia, un educatore, un professore universitario, tra l'altro specialità che ci sembrano oggi così poco connesse con la clinica da essere specialità quasi da servizi, e invece in realtà in questo, lo testimonia nei suoi scritti, lo testimoniano quelli che l'hanno conosciuto, capace anche di una posizione anche critica del suo essere medico veramente originale, e un'originalità che sono per tutti, anche per noi oggi. Essere originali non vuol dire essere strambi, essere originali vuol dire tornare all'origine. E tornare all'origine vuol dire ad una novità possibile sempre e sempre nuova e vera per tutti. Quella originalità che a noi interessa recuperare, l'originalità per cui è nata la nostra storia di cura e che in qualche modo nel nostro mondo così intriso di questi esiti di una parabola che è nata col razionalismo e si è completata sostanzialmente con il riduzionismo di stampo positivo ottocentesco, ha in qualche modo determinato l'immagine di medicina alla quale noi siamo legati. Intanto noi curanti, perché io almeno per la mia età sono stato tirato su con un certo tipo di immagine di medicina e di cura, ma questo percepisce e incide, scusate, sulla percezione del rapporto di cura non solo di chi cura, ma anche di chi è curato. La medicina si è dotata di uno statuto scientifico, per fortuna, e questo ne ha garantito l'efficacia che noi oggi conosciamo. Però ha fatto l'errore di barattare il mezzo con lo scopo, come dimenticando la sua origine e l'idea anche molto ottocentesca di avere la guarigione a tutti i costi come unico obiettivo che valesse la pena, e anche l'ambigua affermazione, pensate anche a quella della nostra Costituzione, del diritto alla salute. Forse sarebbe stato meglio scrivere il diritto alla tutela della salute, perché chi può garantire la salute almeno in termini biologici? Ecco, questo innesca delle attese irrealistiche e il desiderio di infinito, l'abbiamo visto, del cuore dell'uomo, che la malattia e la morte contraddicono nell'esperienza biologica, non fosse altro perché si muore e comunque perché ognuno di noi sperimenta il fallimento di quel bisogno di essere perfetto sempre in ogni momento, come la definizione della salute dell'OMS vorrebbe, diventa fonte di pretese impossibili e frustranti. E per esempio questo, penso che chi si occupa di malattie inguaribili, chi vive le periferie più desolate se viste solo in un'ottica biometrica, dove la scienza sembra che non abbia più nulla da fare, sa in realtà che c'è ancora tutto da fare, appunto come all'origine della cura. E poi i sistemi sanitari oggi sono diventati un servizio sanitario e sono percepiti come un servizio.
come le poste, le ferrovie. Non c'è nulla di male ad essere un servizio, però è un'immagine riduttiva, ha pregi ma ha anche tutti i limiti di una logica che, se si ferma qui, misura soltanto che il pacco sia arrivato, il treno sia in orario, la prestazione sia eseguita, anche dal punto di vista di chi deve averla, di nuovo con un tipo di pretesa che è totalmente sbilanciata e di cui noi vediamo gli esiti oggi. Così anche chi è curato e chi cura smarriscono il senso del proprio bisogno, per non parlare della sostenibilità del servizio sanitario, del sistema sanitario, che da un po' di mesi è su tutti i giornali, un giorno sì, l'altro anche. Ma davvero è solo un tema di risorse? Le risorse ci sono, o non è piuttosto un tema culturale, quello di cui abbiamo bisogno? Anche qui penso che chi per sua vocazione, adesso non sto parlando solo della vocazione, ma noi siamo tutti siamo chiamati a fare qualcosa, no? Chi spende la sua vita in posti dove risorse proprio non ce n'è, penso che possa dire e testimoniare che i problemi dell'origine del rapporto di cura sono sempre quelli e sono uguali dappertutto. E allora per questo incontriamo due persone, entrambi tra l'altro medici, una persona laica, palliativista, pediatra, un cardiologo che ha voluto vestire anche l'abito del sacerdote, che lavora per la promozione e la tutela della salute delle popolazioni africane, e che hanno accettato di paragonarsi con questo radiologo giapponese che è vissuto in un altro secolo, in un altro continente, in un'altra cultura, e io sono assolutamente certo che chi ha voluto questo incontro, e lo ringrazio, è perché è convinto che quello che Takashi Nagai può dire, può aver detto e può dirci ancora oggi è vero per oggi, per lui, come era vero agli inizi del Medioevo, come era vero in tutti i tempi della storia della medicina, e come è vero anche oggi. E allora, partendo da qui, facciamo qualche domanda. Le prime domande le poniamo tutti e due, poi non so se per galanteria risponde prima la Franca o per par condicio ce lo tiriamo a bruschette. Prima domanda, un po' l'abbiamo già detto, no? Curare una persona non è riconducibile ad erogare prestazioni sanitarie, penso sia anche evidente nei fatti, dato che oggi l'efficacia degli interventi medici non è mai stata così potente e mai la gente si è sentita così poco curata. Allora, qual è il senso della cura? Cosa vuol dire prendersi cura di una persona malata? Le domande sono tantine, quindi su ogni domanda si potrebbe parlare, sintetici e incisivi. Eccomi qua. Allora, il senso della cura me lo chiedo ogni giorno. Io con Roberto ho detto, io non vi darò certezze, vi dico il mio punto di vista che non ha certezze. Ci sono alcune cose che secondo me sono i fondamenta e che su quelli non si discute. Il senso della cura è insieme lavorare per una buona vita. E che cosa significa lavorare per una buona vita? Significa, per un medico, per uno che si occupa di sanità, secondo me, mettere a disposizione in maniera professionale e assolutamente competente quello che sa per il paziente e per chi ha intorno al paziente che vive la sua storia, in un rapporto di relazione, mi viene da dire, normale, di relazione dove non esiste chi comanda o chi subisce, chi ci guadagna o chi ci perde, ma è proprio una relazione che ci riempiamo la bocca a dire paritaria, ma io penso che deve essere questo. Quello che mi fa paura è che quando noi parliamo, soprattutto nelle cure palliative, soprattutto se ci sono bambini di mezzo, si dice dobbiamo prenderci cura. E diciamo queste parole come se fossimo dei santi, come se fossimo non so chi.
Invece io vedo la normalità del prendersi cura, perché è l'unica maniera per cui un medico può fare un medico, un infermiere, uno psicologo e così via. Perché questi bambini e queste famiglie hanno così tanti problemi e la nostra professione ci propone e ci impone di metterci insieme per cercare di risolvere questi problemi. E secondo me è proprio questo il senso della cura: focalizzare i problemi. Quelli clinici sono facilissimi da risolvere, sono gli altri che ti mettono in crisi, sono i problemi psicologici, sono i problemi organizzativi. Non occorre pensare sempre all'aldilà o alle altre cose. I bambini ti portano all'essenziale. Domani cosa faccio? Come vedo? Camminerò. Quindi portare all'essenziale i problemi, mettere insieme le forze per riuscire a risolverlo. Io non so se ho sbagliato, se ho imparato male, ma ho imparato che nessuno di noi ha la potenza per poter togliere la disperazione. Il nostro compito è, secondo me, come professionista della salute, e mi piace parlare di professionalità, tantissimo. Non penso ad avere qualche stelletta in più per fare il medico. È un professionista e lo deve fare bene. Ecco, io penso che di fronte alle situazioni che non capiamo, e ce ne sono tantissime, l'unica nostra possibilità è mettersi in fianco di queste persone e cercare con loro di trovare delle modalità per avere una buona vita. Il rischio è di scivolare nella prosopopea, del prendersi cura, e questo è deleteria, secondo me. E invece la buona vita è fatta di tante piccole cose dove il medico può avere un ruolo particolare, ma da solo non combina niente. Grazie Patrizia, grazie Giorgio. Una prima sottolineatura mi piace farla proprio su quello che l'Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea, scrive, proclama: il diritto alla salute. A me fa davvero paura, perché o si intende, allora si specifica che cosa vuol dire, ma non esiste il diritto alla salute. Banalmente, voglio dire, la salute è un dono, chi ce l'ha e chi non ce l'ha, perché con chi ti arrabbi? Cioè, è un dono, qualcuno ce l'ha tutta da subito, tiene botta per tutta la vita, altri che nascono e quindi loro non hanno il diritto, o chi ti arrabbi. C'è un delirio di onnipotenza iscritto in questa affermazione, che è, cioè, sarebbe giusto, io ci credo tantissimo, faccio la mia vita per questo, cioè c'è il diritto ad accedere alle cure, a essere curato. E la risposta che la comunità deve dare è quella di rispondere dando un servizio che possa recuperare, che possa darti il più possibile di quella salute, ma il diritto alla salute non esiste, esiste il diritto che la comunità deve garantirti per almeno accedere a un professionista, a un servizio. Ecco, questo sì è una battaglia giusta da fare. Perché altrimenti io vado nel contesto africano, ci sono milioni di gente che non hanno il diritto alla salute, cioè voglio dire, con chi, cosa fai?
quello per cui noi facciamo la battaglia e cerchiamo di metterci accanto è tentare di dare la possibilità di accedere al servizio. A me quello che fa male è che, per esempio, a volte esiste, adesso allargo un po' il concetto, no? Esiste l'ospedale, ma ci sono tantissime persone che non hanno la possibilità di accedere all'ospedale. Ci sono barriere geografiche. A chilometri non hanno la macchina, se c'hanno, e non hanno i soldi per un taxi o anche per una motoretta o altre cose. La barriera geografica, la barriera appunto finanziaria, perché il servizio tante volte costa, e poi c'è la barriera culturale. Gente che è stata abituata da anni, da sempre, per esempio a partorire a casa, e devi fare un'operazione culturale per tentare di aiutare a capire che partorire in un ambiente sicuro evita qualche altro rischio. No, ma per dire che sul diritto alla salute davvero si potrebbe, appunto, come dicevi, però è una sottolineatura importante da fare, anche per me. La seconda osservazione è che vado a nozze con quel che diceva Patrizia, perché Franca cosa ha detto? Patrizia è l'altra, porca miseria. È importante Patrizia, però è diversa, insomma, ecco, Adesso è andata a Verona, dove è andata adesso? A Verona, era la capa dello IOV. E Benini tutti e due, padovane, insomma, comunque qua a Padova, quindi scusa Franca. Lei cure palliative, sono andato a vedere il suo dipartimento, insomma molto bello, dove quelle cose che dice a voce le vedi incarnate. Ecco, lei ha usato il termine insieme, io uso l'altra preposizione che c'è praticamente cara, che è quel con. A differenza del per, io sono attaccatissimo a questa differenza, no? A il con. Appunto uno mi dice sei prete e in quanto prete tu vuoi far ricordare, scherzo un po' ma la dico, insomma, no, che quel Dio in cui credo è il Dio con noi. Anche quello ci sta, però, come dire, è proprio, e vuole esprimere che prima di tutto, soprattutto, ogni volta l'atteggiamento deve essere quello del con l'altro. E tantissime volte ti capita di non avere risposte, di non avere possibilità, non hai diagnosi, non hai pochissima terapia, e l'unica cosa da fare è proprio mettersi seduto, che non scappi, che sei là, e che sei là nonostante le fatiche sue diventano le tue, e quello fa la differenza per te e anche per la persona. E quel con che diventa poi gesto concreto, che diventa anche silenzio, non è necessario parlare. Mi capita tantissime volte che il paziente che ho davanti, che dialetto locale parla. No, in Sud Sudan uno dice si parla l'inglese. Sì, chi? I pochi funzionari del ministero. Appena vai fuori, no, ti capisci, ecco, con l'atteggiamento della vita. Ed è potente quel con, è salvifico quel con, cioè lì capisci che la vita fisica è preziosissima e importante, però lì dove dopo il limite esiste di quella vita fisica, perché sei, se non in Sud Sudan, sei in Repubblica Centrafricana o nelle parti rurali dell'Angola, eccetera, ma più importante ancora, più potente ancora della vita fisica è quel tuo essere là. E diventa salvifico nel senso che è in grado di sentire che sei là con lui e sentire il bene nonostante il dolore che ti fa,
e sentire e vedere negli occhi della persona che quel tuo essere là gli sta cambiando il modo di vivere quel momento magari tragico. Una domanda per Franca. Queste qui che leggo sono parole di Nagai. I giovani dovrebbero sognare cose grandiose, cose che le persone comuni ritengono impossibili da realizzare. Chiedo ai giovani scienziati di avere un sogno, un grande sogno, un sogno così grande e ambizioso che potrebbe essere impossibile realizzare in una vita intera. La passione per la scienza di Nagai è veramente evidente in ogni momento della sua vita, e non solo per la medicina, come quando dice una vita per la conoscenza, una vita per la civiltà. La scienza poi è indispensabile all'efficacia anche della migliore arte terapeutica. Però è un po' ambivalente, perché la passione per la scienza rischia a volte di far offuscare la passione per l'uomo, o almeno questo si vede. O per mettere la domanda in un altro modo, ma è la stessa domanda. C'è una differenza fra l'aspetto scientifico, fra la parte dell'aspetto scientifico e la parte dell'aspetto umano del nostro lavoro, così che possano andare in conflitto. Per esempio, avevamo fatto una mostra anche su Giancarlo Rastelli, un cardiochirurgo di Parma che ha lavorato alla Mayo Clinic, ha inventato una riparazione che tuttora si fa, il Rastelli Repair. Quando sono andato a Roma c'era un bambino operato al Bambin Gesù con il Rastelli Repair, perché ha fatto queste... E lui dice, era un uomo cattolico, però lui diceva la prima carità al malato è la scienza. Nagai dice l'amore per l'uomo si manifesta attraverso un amore per la propria competenza mentre fai l'atto medico, non di fianco, non come un di più di anima. Quando ho capito, sempre parole sue, quando ho capito che nei fatti è la volontà di Dio determinare il destino dei malati, lui dice mi sono accorto che nessuno di noi riesce ad allungare di un'ora o a tirar via, no? Non è merito tuo quando guarisce, non è colpa tua quando muore, a volte sì, comunque. Allora dice la cura del malato si è trasformata in preghiera, praticare un'iniezione o fare una fluoroscopia è diventato preghiera per invocare la benedizione di Dio sul malato. Allora, al di là delle sensibilità proprie, come si fa a tenere assieme questi due aspetti? Come è andata nella tua esperienza, scienza e livello dell'umano? Allora, alla fine è andata bene, comincio dalla fine. Facile? No. Io ho scelto di fare un lavoro, non lo cambierei per nessun lavoro al mondo. Mi occupo di bambini che per ora hanno una malattia che non potrà guarire. Mi occupo di bambini che di solito chiamiamo speciali, e chiamiamo speciali le cose che non sappiamo inquadrare e che le riteniamo diverse da noi. Sono bambini legati alle macchine per vivere, per respirare, per mangiare, per comunicare, per tossire. Sono bambini che alle volte non hanno la capacità di dirci né come stai, non hanno neanche la capacità di gratificarci come professionisti, ma sono dei bambini ricchissimi. Quindi è logico, io arrivo da un mondo di ricerca. Ho sempre fatto nei primi anni moltissima ricerca, lavoravo negli stabulari su ricerche su animali. Ho fatto i miei primi anni in neonatologia, in terapia intensiva neonatale e poi in terapia intensiva pediatrica. E un po' di prosopopea c'era. Riesco a cambiare il decorso della vita degli altri. E forse riusciamo, non sono così convinta che non si riesca. Se un bambino non respira, gli metto un ventilatore, metto i farmaci, qualcosa riesce a fare. Quello che non cambi è tutto il resto. Ed ecco che allora, venendo da questo mondo dove la scienza era l'obiettivo, il fondamento, la ricerca era aggiungere un giorno in più.
Poi non dico che non ci interessava come finiva, ma l'obiettivo era, e lo provo, è tremendo. È tremendo per chi lo subisce. Per chi c'è dentro è la sensazione di fare qualcosa di più. Poi un po' alla volta ti rendi conto che rispetto all'istantanea di risolvere un problema c'è qualcosa che resta, c'è il vissuto, c'è quello che tu ritieni fallimento ma che in realtà è la vita delle persone. E quindi si comincia a fare i conti con la vita vera, con il fatto che la medicina è uno strumento meraviglioso, ma i suoi limiti sono drammatici. E quindi vivi come una molla fra quello che hai, e ne abbiamo sempre di più di possibilità. Ieri sul Corriere, non so chi ha visto, è uscito un articolo dove veniva mostrato il millimetro cubo attraverso un percorso di intelligenza artificiale della corteccia cerebrale. Andatevelo a vedere, perché è una cosa meravigliosa. Quindi la scienza arriva a darti delle sensazioni, delle possibilità in mani. Bisogna veramente fare i conti quanto questa è una facile forma di edonismo professionale o cambia veramente la vita alla gente. Ho cominciato a dare il mio telefono ai bambini considerati un po' fallimenti, quelli che non riuscivamo a portare nello standard che noi volevamo. E loro mi hanno insegnato tanto. Hanno insegnato che gli standard servono, la ricerca è essenziale, ma solo questo certamente non cambia la vita alla gente. Mi è piaciuto moltissimo il video e mi ha richiamato che qualche giorno fa stavo tirando fuori il giuramento di Ippocrate per fare una lezione. E l'ho riletto, andatevelo a leggere, altro che intelligenza artificiale, c'è tutto. Ippocrate dice, se tu vuoi fare il medico, l'infermiere, devi dare una buona vita, ma non devi creare danno. Quindi ogni volta che io scelgo di fare una cosa, devo dire cosa provoco, bene o male. E la seconda domanda che io metto vicino è: per chi lo faccio? Per me, che in maniera così automatica tiro fuori la seconda, la terza o la quarta ipotesi di cura, o lo faccio veramente per il paziente? L'altra cosa che Epicuro dice: devi lavorare con equità. Normale, no? Non è ammissibile che un medico scelga, eppure succede. Investiamo sulla nascita tantissimo, investiamo 0 sulla morte, investiamo 0 sull'inguaribilità, investiamo 0 su quelli che ci chiedono meno, su quelli che magari riteniamo, una parola che gira fra i medici è: sono elementari, questa coppia di genitori è elementare. Quindi l'equità è centrale, l'equità è rivolgersi alla persona e rispondere ai bisogni. Epicuro ci dice una cosa che non ci avevo mai fatto attenzione: devi curare te stesso oltre agli altri. E è importantissimo, perché se io non sto bene non posso fare nulla. E non è scritto da nessuna parte che la mattina mi alzi, non abbia litigato con mio marito, con mio figlio, con qualcuno, e che sia di un umore gioviale con tutti. Succede in tutti i lavori. E quello invece è importante. Cura te stesso. E dice una cosa drammatica che io stamperei sui muri di tutti gli ospedali: lavora secondo le tue forze. Chi di noi come medico si rende conto dei propri limiti professionali? Chi dice non ci ho capito niente, a me l'ha insegnato la professoressa Zancan, che è stata il mio maestro. Non ho capito niente, dammi una mano.
Quindi, aiutami. A un collega, anche a un non collega, perché il problema clinico è facile chiederlo. Quando io ho cominciato questo lavoro, lo dico, mi spargo il campo di cenere, leggevo, capivo, me l'hanno detto in tanti, affrontiamo anche i problemi bioetici, normali, fa parte del nostro lavoro, saper scegliere. Affrontiamo i problemi spirituali. Ho detto no, questi non ci competono. Sono stata messa al muro dai bambini, perché a 3 anni ti chiedono dove finirò, perché è successo a me, ma perché sono nato? Sapete quante volte me l'hanno chiesto? E lì vengono fuori le risposte vere, quelle della vita, che non hanno secondo meta, non hanno ceto, non hanno colore, non hanno razza. Che cosa fare? A mettere insieme la possibilità di dare queste risposte con la competenza. Io sono un amante della competenza. Odio le persone che vendono fumo e dicono ti chiamerò domani e poi non lo vedi più. Passo più tardi, non lo vedi più. Quindi io penso che la competenza nelle procedure, nelle relazioni, negli atti sia essenziale. Ma devo anche dire che questa deve essere arricchita da un qualche cosa di diverso, un qualche cosa che è riuscire a fare la relazione, che non significa sacrificio. Io non voglio fare sacrifici, non credo nei sacrifici. Io penso che il sacrificio sia una fuga nei confronti degli obiettivi che ce ne poniamo. Nelle relazioni non deve soffrire nessuno, né il professionista né chi subisce l'atto medico. Dovrebbe esserci un percorso di parità e non di dipendenza. Creare un rapporto di dipendenza è facile. Quando un paziente sta male e tu ti avvicini in maniera normale, magari ti sceglie come suo medico, ma questo mette il paziente a rischio, secondo me, perché io ho altre cose da fare, altre cose, altri compiti, ho altri bambini, altri genitori, e la capacità di dare senza creare dipendenza penso che sia necessaria. C'è poi una dipendenza più pericolosa, che è quella del medico nei confronti del paziente, che è la dipendenza negativa di usare le persone per sentirsi un bravo medico. Quindi è difficile? Sì, è difficile, ma è assolutamente raggiungibile. Io penso che prima bisogna studiare e avere la competenza, poi mettersi a contatto della gente, avere la disponibilità all'ascolto, avere la disponibilità di accettare le cose che tu non pensavi. Quante volte ci costruiamo dei castelli in aria e diciamo, beh, per me quel paziente bisogna fare così. Il bambino ti dice di no, il ragazzo ti dice di no, la famiglia ti dice di no. Riuscire ad accettare l'altro punto di vista, a ricostruire quel castello con l'obiettivo fisso che è la buona vita, indipendentemente dalla durata che uno si pone. Finiremo tutti lì, La vita finirà. E quindi in ogni momento, secondo me, è la buona vita e la qualità della vita che deve guidare l'atto medico. Se c'è la guarigione, tanto meglio. Ma può essere anche che non ci sia la guarigione. Questo non toglie nulla all'atto medico, anzi, forse lo qualifica in qualcosa di diverso e di più. Grazie Franca. 3 sottolineature. Rastelli, devo dire che la trasposizione dei grandi vasi, di cui lui ha inventato, ecco, questo intervento chirurgico, ha salvato la vita e sta salvando la vita, ancora oggi appunto viene fatto, ed è affascinante perché
ti fa capire quanto lo studio. E so che è in corso la causa di beatificazione di Rastelli, c'è stato un gruppo di professionisti e lo so perché mi hanno coinvolto come perorare la causa. È un uomo che al mattino pregava, poi andava in sala operatoria e la sua vita era da buon cardiochirurgo quella. Era solo un fatto personale questo, ecco, quando ho visto scritto e ho ascoltato di Rastelli. Però questa è una prima cosa. La seconda, l'atto scientifico tante volte, per chi come noi lavora in contesti a risorse limitatissime, dice: cosa vuoi fare? Non ci sono risorse, quindi tutto va bene. E c'è qualcuno che continua ad andare in Africa senza avere quello scrupolo di essere preparato, di poter capire anche semplicemente il contesto dove vai a lavorare. Non è vero che anche l'atto clinico o diagnostico o terapeutico sia la stessa roba a farlo qua che là. Cioè, quando il contesto è estremamente diverso, devi metterti in atteggiamento di ascolto, di studio, di comprensione di quello che fai. Quanta grossolanità, quanta umiliazione, io dico, si trasmette nel contesto africano, semplicemente perché ha il titolo di medico, di operatore sanitario o di volontario. Tutto va bene. Non è vero, non è vero. Ed è vero invece che va studiato il problema, perché magari riesce a scoprire delle soluzioni a quel problema anche con risorse limitatissime, per esempio. Allora magari quelle poche che hai aiutano anche a dare un servizio, chiamiamola una cura a più pazienti. Cito solo questo esempio. Per noi aver intuito che hai un ospedale, hai un distretto sanitario, ci sono 200-250 mila persone che lavorano, che abitano a fianco. Tu hai un'ambulanza, 2 ambulanze al massimo. Le mamme sono tante quelle che partoriscono, sono tutte lontane. L'ambulanza, anche se la fai correre la mattina alla sera, non è sufficiente, neanche 2 e neanche 3 magari, no? E allora capire che vicino all'ospedale magari apri quella che noi chiamiamo la waiting house, una casa di attesa, dove le mamme a 20 giorni, 15-20 giorni, gli dici: guarda che visto che stai ormai arrivando a termine, vieni in questa casetta vicina all'ospedale, ti porti i bambini, ti porti le pentole, ti arrangi, noi ti diamo il cibo, ti fai da mangiare, tu vai là, ti trovi con altre colleghe coetanee, altre mamme che sono là alla stessa maniera, fai un po' di comarot, vivono la giornata, hanno i bambini con loro, se la raccontano, si dicono, tu fai un po' di formazione rispetto al parto e nel momento del parto sono vicino all'ospedale. Un parto si complica, ma c'è bisogno di un cesareo, c'è l'ospedale, o c'è la trasfusione di sangue perché c'è un'emorragia grave e gli fai una trasfusione. Studiarlo e dimostrare che, caso studio rispetto a quello che abbiamo, le mamme che utilizzano la casa d'attesa hanno una riduzione della mortalità perinatale, che vuol dire subito prima, subito dopo, al parto della mamma e del bambino, del 55%. L'atto clinico, l'atto medico deve essere basato su dati scientifici, perché questo ti dice: ok, con poco, porca della miseria, riesco a dare risposte a più mamme, e scientificamente provata questa cosa. E questo ti dà anche solidità in quell'atto medico. E quella è un prerequisito senza il quale fanno disastri. Dico fanno perché noi tentiamo in tutte le maniere di farlo, ma anche noi facciamo i nostri errori. No, c'è la mania, perché la medicina, anche in Africa, ci sono gli smartphone, e vanno e vedono la risonanza magnetica nucleare. Quando non c'è
l'antipiretico o non hai l'antimalarico o cose di questo tipo. Anche qui quel fare che diventa scienza, perché su quella tu poggi la prima. E l'altra gamba è quella che diceva Patrizia, cioè che dai, questa Patrizia porta la Benini. No, l'altra è che esiste in Africa tantissimo, è il delirio di onnipotenza legato ai soldi, è legato a un modello di cooperazione anche sanitaria. Io ricordo un episodio in nord Mozambico, c'era una prevalenza dell'HIV molto elevata. La Bill e Melinda Gates Foundation ti dicono: ok, voi siete in quel distretto. Distretto vuol dire ospedale, centri sanitari, comunità, 300.000 persone. Moma, nord Mozambico, provincia di Nampula. Ci chiamano e ti dicono: dimmi quanti soldi hai bisogno e noi vogliamo azzerare l'HIV in quell'area. E vogliamo farlo in 3 anni, perché gli americani sono rapidi. No, come noi che siamo no, paciocconi e giocatori. Ecco. E noi gli abbiamo detto: guarda, non è possibile, ma diteci quando avete bisogno. Dico, ma non è questione di soldi. No, adesso io parlo dal mio punto di vista, no? Aspetta. Gli abbiamo detto: guarda, noi no, se questo è l'obiettivo, noi te lo diciamo, no. Ma insomma, siamo entrati in una discussione per cui da quel 30% di prevalenza dell'HIV, 40 cos'era, non mi ricordo, no, abbiamo detto in 3 anni forse si riesce a ridurre di un 5-7%, perché è popolazione rurale, non è, Moma è in fondo al mondo, diciamo, no? Quindi dico, il lavoro di educazione, prima degli operatori sanitari, ma poi anche nei confronti delle comunità, graduale, lente, paziente. Non lo puoi imporre, un gesto, non puoi, la cura, il prendersi cura è dell'uomo, è della vita, e quindi hai bisogno di tempo. Non gliela puoi dare come le gocce, voglio dire. E i soldi non fanno tutto, c'è bisogno di meno soldi all'inizio, dove tu fai molta educazione, molto accompagnamento, molta vicinanza, molta consapevolezza graduale, va a toccare i comportamenti, va a toccare un modo di porsi nei confronti, insomma, tanto complessa. E quindi ce li siamo fatti dare riducendo l'obiettivo e facendo un'opera di educazione soprattutto nei confronti del donatore, in questo caso. Perché non è vero che, specie la salute, sia solo questione di risorse, sia solo questione di risorse, di soldi, di strutture, di equipaggiamenti. Ovvio che sono importanti, ma è un processo molto più lungo, molto più faticoso, che è il motivo per cui noi diciamo che quando abbiamo un detto che diciamo when we start we stay, cioè quando iniziamo in un posto ci stiamo e ci stiamo per lungo tempo. I progetti mordi e fuggi, toccata e fuggi, cioè fai finta di ridurre anche la prevalenza di una patologia, eccetera. In realtà appena vai via torna su, cioè tempo perso, soldi buttati via. E purtroppo esistono queste cose in Africa, motivo per cui, ecco, su questo argomento lo denuncio, lo denuncio a voce alta, soprattutto per noi, per difenderci noi da un approccio di questo tipo, che non è rispettoso di chi è davanti, non ti fai carico delle domande che la gente ha, delle mamme che ti raccontano cosa succede a casa tante volte.
Facciamo le domande o tagliamo i relatori? Le domande? Le domande. Ce la facciamo? Un'altra e dopo... No, ce ne sono altre 6, 7. Una domanda, cercando di essere rapidi anche noi. Allora, questa sì, magari telegrafici, ma ci terrei. Sempre parole di Nagai, partiamo da lì, perché un giorno dissi a un giovane medico: più che la fame, il desiderio del lavoro. Volevo dire che il desiderio di lavorare per me era più grande del bisogno di mangiare. Scegli un lavoro che sia così per te quando deciderai in cosa specializzarti. Finita la citazione. Oggi sembra che tutto cospiri al contrario, perché tanti operatori sanitari fuggono dal lavoro o letteralmente, cioè non vogliono più fare il medico, vogliono più fare l'infermiere, o ritagliandosi aree di minore impegno, il quiet quitting lo chiamano, no? Sempre meno scelgono queste carriere, o se scelgono le carriere del medico, scelgono certi tipi di medici e non certi altri. Può essere che le circostanze di oggi siano magari così avverse da giustificare questo atteggiamento, ma io non penso che sia sufficiente. Allora, cosa direste voi a un giovane che vuol fare il medico o l'infermiere? In che relazione sta l'amore a sé, alla propria realizzazione, con la durezza del compito che oggi fa tanta paura? No. Allora, ho 3 figli medico. Non voleva che facessero il medico, nessuno dei 3. Adesso io no, nella maniera più assoluta, perché io ho avuto la fortuna di poter scegliere quello che fare, ho avuto la fortuna di oppormi a un sistema che certamente non mi ha accettato bene e che non mi accetta bene, però ora sono orgogliosa di loro, perché nonostante la madre hanno scelto quello che volevano. Che cosa dico ogni giorno a loro? Fate quello che pensate che sia giusto per il paziente, fregatevene di quello che c'è in giro, perché è l'unica maniera per vivere. È una professione che secondo me, e ribadisco, non richiede il sacrificio di nessuno. Conosco tanti medici felici, conosco tanti ingegneri frustrati. Quindi io penso che come tutte le professioni vada assecondata per il proprio istinto, per i propri obiettivi di vita, di costruzione anche del proprio ego. Non dobbiamo nasconderci dietro il dito. Faccio il medico perché voglio costruire qualcosa di mio. E penso che attualmente, nei tempi attuali, i giovani devono cogliere una sfida, perché si trovano in un'organizzazione che richiede a loro di fare i burattini, in una situazione dove realmente i fondi a disposizione sono pochi e in un sistema dove spesso si perde l'obiettivo finale di fare veramente il medico. Però, dall'altra parte, noi non siamo burattini e abbiamo la responsabilità di una scelta consapevole e abbiamo la responsabilità di poter cambiare le cose. E quindi direi loro proprio quello che dico ai miei figli quando tornano a casa e brontolano e questo, quell'altro. Tu devi fare quello che in maniera competente ritieni giusto da un punto di vista professionale. Devi fare quello che da un punto di vista di relazione umana ti impone il rispetto di ogni persona che incontri sulla tua strada, malata o non malata. La fragilità certamente ci porta a essere, fra virgolette, più gentili. È una cosa che mi fa paura, anzi,
A me fenotipicamente chi mi tocca, mi abbraccia, eccetera, mi mette un po' in crisi. Io voglio solo essere rispettata e penso che il malato voglia solo essere ascoltato e rispettato. Quindi adesso, dopo tutti questi anni, dico avete fatto bene a fare il medico, perché è una sfida enorme da prendere e avete una responsabilità enorme per far sì che la medicina torni a come era molti secoli fa. Dottor Dante. Io credo che gli operatori sanitari dovrebbero essere sostenuti di più e che questo nostro sistema dovrebbe mettere al centro le persone, siano essi pazienti, siano essi gli operatori sanitari, specie, se posso dire, quelli del servizio pubblico, perché vedo, io ho degli amici che veramente stanno spendendo la vita dentro quel pronto soccorso, dentro quel reparto, pochissime, se posso dire, gratificazioni, tempi, ecco. Quindi io penso che in particolare quella categoria andrebbe fatto uno sforzo di più. C'è dall'altra anche c'è una fetta anche di medici che fanno soldi, li fanno e li fanno tanti. Insomma, io credo che se uno vuol fare anche soldi non sia mica un peccato grave, è gravissimo, no scherzo, è grave, ma insomma dovrebbe avere almeno un certo pudore, ecco, mi viene da dire, pudore, perché dopo scopri che c'è gente che li denunciano, no? Perché hanno fatto, ecco. Quindi questa è la seconda osservazione. La terza, che riguarda in particolare i giovani, non solo io dico che è una vocazione il medico, e se uno la sente, falla fino in fondo, anche accettando le sfide grandi. Vi dico solo un dato: noi insomma, abbiamo deciso, come anche QAM, di aprire, perché dare anche opportunità, anche di inventarsi per certi aspetti un modo di essere medico, magari anche perché se è una vocazione, è anche una chiamata con delle caratteristiche particolari, ognuno personali, che vanno inquadrate in un sistema ovviamente, no? Però anche con tutta quella anche libertà che nasce da una professionalità seria. Vabbè, torno al punto. Abbiamo dato la possibilità ai giovani di partire, di fare 6 mesi della loro formazione in pediatria, piuttosto che in ginecologia ostetricia, piuttosto che in chirurgia e quant'altro, ma è sanità pubblica, a caso dico, e in contesti a risorse limitatissime come sono i paesi africani. E io, quando l'abbiamo pensata questa, ho detto vabbè dai, non so, a Padova è una grossa facoltà di medicina, tante specialità, dai, ce saranno 5 che dicono ci piacerebbe fare sta roba, quindi proviamo ad allargarla, proviamo ad aprirla. E devo dire che all'inizio un po' di fatica c'era nel trovare giovani che erano attratti, disponibili, contenti di poter fare 6 mesi dalla loro specialità in contesto africano, ma soprattutto la grossa resistenza da parte dei direttori di specialità, e non perché fossero interessati allo specializzando, ma perché era forza lavoro che veniva meno. Quindi avevamo una grossa resistenza. Devo dire che la forza del contagio è stata maggiore della resistenza dei direttori di specialità, perché questi giovani professionisti, medici che ormai vi stavano scavallando
la fine della specialità per entrare finalmente da specialisti nel mondo del lavoro, devo dire che una volta tornati raccontavano e condividevano le esperienze che facevano, ed è ancora un'onda, devo dire, lo dico anche ringraziando il buon Dio, travolgente. Qual è la conclusione che io ne traggo? Traggo che c'è parlo del nostro paese adesso, magari non saranno tutti così, ma c'è una fetta di giovani coraggiosi che se abbiamo il coraggio di offrire loro delle sfide alte, tirano fuori le energie anche più belle, più intense che hanno. E che se il compito di chi come noi ha la generazione più, insomma 2 o 3 generazioni più di questi giovani, ha il dovere dovrebbe poi essere assorbito da un sistema sanitario che è diventata una gabbia più che un sistema, è diventato per cui uno per poter anche esprimere la sua deve uscire da un sistema pubblico. Questa è una roba che non sbagliata, dove dobbiamo sforzarci di trovare una modalità dove queste energie sono positive, e ci sono e sono effervescenti. È capitato anche che qualcuno è partito dicendo ok, ormai sto facendo questa specie, dopo la cambio, dopo torno e ne faccio un'altra perché mi sono rotto le scatole, va giù, rientra e dice porca redondante, ma ho scoperto che un pneumologo può fare anche non solo i polmoni, ma Madonna Santa, chi è che mi ha detto che è medicina interna? No, tu sei pediatra? Ecco, un internista, un pneumologo, porca miseria, dovrai fare anche ecco, ma per dire solo come è una vocazione, va sostenuta, va date possibilità, le sfide, secondo me i giovani le accolgono e possono diventare una vera risorsa per il nostro paese. Se sapeste che fatica faccio io a star zitto, perché vengono in mente 800 cose da rilanciare, però insomma non si può, teniamo il programma, devo fare il moderatore, una roba però voglio dirla. Alla pagina 15, una frase che disse una volta Don Luigi Giussani nel 97, ma parlava d'altro, ma vale per tutti: noi soffochiamo i giovani se pretendiamo da loro un entusiasmo per le cose limitate. Uno è convinto che per non spaventare la gente bisogna tirare a ribasso e invece si diventa asfittici, ma come nell'intossicazione da monossido di carbonio, vale a dire uno fuori è bello bianco e rosso ma l'ossigeno non c'è, però niente, ne riparleremo. Però l'hanno detto tutti e due, bisogna tirare alto, oggi manca sta roba, siamo asfittici, non abbiamo più la sfida, non è che la sfida è dura, ma come era dura all'inizio dei primi secoli dopo Cristo, era durissima, tutto era contro, altro che oggi. Vabbè, domanda solo per Franca, poi ce n'è una solo per il dottor Dante, anche il Don Dante. Allora, frase di Nagai: credevo che il successo e l'insuccesso, la possibilità di far vivere o morire il paziente dipendessero da me. Poi dice altre cose. Con l'aumentare dell'esperienza la mia fiducia ha iniziato a vacillare. Un medico che si arroga il merito di aver guarito un paziente o la colpa di averlo fatto morire è un presuntuoso. E cita Matteo: chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? Noi uomini, per quanto ci ingegniamo, non siamo in grado di allungare la nostra vita neanche di un breve attimo. Sarebbe stato un mestiere comodo se si fosse trattato di usare solo il mio ingegno e le mie abilità,
Ma un medico non si limita a riparare un corpo. Ma allora ti chiederai perché i medici curano i pazienti? E quindi allora io chiedo, che convenienza umana c'è a stare con bambini che muoiono, a dedicarsi a promuovere la salute nei posti più lontani e poveri del mondo come lui? Ma adesso questo lo chiedo a te, lui gli chiedo un'altra roba. C'è davvero differenza tra questi lavori ai confini e le realtà più ordinarie? Io ho un po' l'impressione che i lavori ai confini fanno vedere il punto dove non ci si può tirare indietro, ma fanno vedere una cosa che vale anche per chi fa il dermatologo, non solo per chi fa il palliativista. Io non Nulla contro penso. i dermatologi. Insomma, è un altro modo di lavorare rispetto ai bambini che muoiono. Ma faccio alcune riflessioni. Io non mi occupo di bambini che muoiono. Io mi occupo della vita di bambini che vivono. E vivono benissimo anche se hanno una malattia. E quindi faccio il lavoro normale di qualsiasi medico. Non è un limite. Non mi sento di lavorare in una medicina del limite. Mi sento di lavorare nella medicina giusta. La pediatria si occupa della salute del bambino. Sì, forse è più complesso, forse bisogna lavorare con altre persone, bisogna imparare altre cose, ma non mi sento una persona che si occupa di bambini morenti né di una medicina pediatrica considerata il limite della medicina. Io penso di fare, non dico un lavoro come un altro, ma il medico di una parte dei bambini malati. Una volta c'è stata una bimba che secondo me ha centrato il discorso della normalità e della specialità. Allora noi, come dicevo, diciamo, tu sei un bambino speciale, non puoi camminare, ma hai la carrozzina rossa Ferrari e vinci il mondo. Ti organizziamo le gare. Allora questa un giorno mi chiede, viene e mi fa: Franca, che cosa significa essere speciali? Gli ho detto, speciali significa essere preziosi. Noi adulti sappiamo fare delle figure pazzesche quando non sappiamo venire fuori dai problemi. E allora lei ci pensa un po' e mi fa: bah, sai che non ti capisco? Se fossi veramente preziosa, la gente mi tratterebbe da preziosa. Invece la gente non mi tratta da preziosa i bambini che camminano. Io invece sono solo speciale. Ecco, io mi occupo di bambini che io ritengo preziosi e speciali e di fare il mio lavoro meglio che posso. Non è un lavoro al limite e tantomeno sono felice di occuparmi di vita. Sempre parole di Nagai, stavolta non come medico. Ultimamente mi fa più paura il cuore di coloro che vogliono usare la bomba atomica che la bomba stessa. Le preghiere, in un altro punto, che chiedono sacrifici senza offrirne di propri, sono solo egoismo. Sulle parole bisogna intendersi, qui sacrifici è usato diverso da come l'avevi detto tu. Nagai scrive anche che detestava il pacifismo di facciata, cioè costruire la pace è un cambiare il cuore. Lui dice anche: se io non guardo alla mia fragilità non la posso combattere. Papa Francesco qualche anno fa, prima che partisse la storia dell'Ucraina, ci diceva che la terza guerra mondiale era già cominciata, e c'aveva ragione. E lo spauracchio della bomba sta cominciando a ritornare nelle menti di tutti. Riaffiora il timore dell'atomica, quindi non sono parole tanto disincarnate da oggi. Che cosa vuol dire costruire la pace? Nel nostro lavoro, ma a partire dal nostro lavoro in genere. Secondo me quello che sta capitando è che, non so,
penso, che stia un po' infragilendosi dentro di noi la fiducia che qualcosa di bene possa capitare. Intendo dire, ma insomma, prima del Covid abbiamo avuto una decina d'anni dove, a parte qualche crisetta eccetera, ma insomma il trend a livello globale, intendo dire, guerre, sì, c'era insomma qualcosa in giro, ma non c'era quello che abbiamo oggi, che stiamo vedendo oggi. Non c'era il Covid, non c'è stato il Covid, poi c'è stato. Non c'era la guerra in Ucraina credo che per molti di noi, adesso ci stiamo adattando un po' a tutto, ma la guerra in Ucraina è vicino a casa, giovani che partono e vanno in guerra, muoiono. Io vi garantisco che sono ancora adesso lacerato quando vedo palazzi distrutti. Cioè c'è gente, distruggere una città con le fatiche che ci sono per costruirla, e c'era, la gente abitava. E dopo adesso il dramma a Gaza, questo scellerato che qui si inventa a fare quell'attentato che sappiamo, e dopo questo Netanyahu che va avanti indipendentemente da tutto. Quindi, e qual è la percezione che queste due guerre in particolare stanno suscitando, almeno per chi, anche dal mio punto di vista, dal mio osservatorio, che è anche quello che mi sposto molto anche nel contesto africano, ai rapporti anche con queste agenzie internazionali eccetera, cioè che per esempio un governo globale non c'è. Una volta si sperava che le Nazioni Unite potessero aiutare, addirittura c'era stato, vi ricordate, i caschi blu. Adesso è fallimentare anche quello. Pensate in Mozambico, avevano provato a mandare là i caschi blu delle Nazioni Unite al nord Mozambico, dove c'è una situazione di instabilità grave, e riemergono i poteri forti in Africa, un paese che sta emergendo e ha un presidente che insomma, tutti insomma, lo guardano perché il paese cresce, ha stabilizzato il paese e ha mandato il suo esercito, quello del Ruanda, i ruandesi. In Mozambico, che si parla portoghese, nella parte nord c'è portoghese e swahili, sono mandati un esercito del ruandese e ha stabilizzato la cosa. Per dire, le Nazioni Unite è scomparse. Quindi manca un governo complessivo, emergono da una parte gli Stati Uniti e dall'altra la Cina. Io sono tornato dalla Repubblica Centrafricana, i francesi o sono andati via loro o li hanno buttati fuori i centrafricani perché stufi di un approccio, di un modo, quale esattamente il contrario. E adesso a garantire la sicurezza dalla capitale per andare a Bossangoa nel nord del paese, 9 ore di Toyota, ogni tanto ti fermano e sono quelli della Wagner che ti controllano i documenti. Punto di vederli perché ti garantiscono che le bande non ti assalgono lungo la strada. Cioè, dico, ma allora si sta infragilendo attorno al punto. Lì io sento sempre di più l'esigenza di fare pulizia dentro di me e dire: Signore, dov'è che mi attacco? Dov'è che non perdo l'equilibrio rispetto alle scelte quotidiane che faccio? L'esigenza davvero di andare più in profondità, perché quando scrolla tutto, quando senti che hai bisogno di andare più in profondità e agganciarti a
a quello che uno crede, può chiamarlo come vuole, insomma, per quel che mi riguarda è il Dio in cui credo, che mi dice proprio oggi più che mai quel gesto di bene ha un valore infinito, piccolo, che sembra che venga spazzato via da tutto. Io lo sento come gesto di fede che mi tiene in piedi, che mi fa dire quel passo sarà piccolo, ma è quella pace che va costruita davvero dentro di te prima di tutto insomma, ecco, è per quello che dipende da noi. Oggi più che mai, anche se salta sempre fuori quello che ti guarda con un po' di commiserazione, perché sembra che tanto quel pezzettino, quel passo, nessuno lo vede. Va a fan brodo, tu non lo vedrai, ma c'è, e porca una miseria. Ecco, non perché sono bravo io, ma perché ti fidi che quel bene è più potente del male, che la vita sia più potente della morte. Inizialmente Roberto aveva detto poi magari dirà qualcosa di medicina e persona. Io non ho intenzione di dire di medicina e persona, però io ho in mente una cosa che l'ho avuta in mente per tutto quello che è stato detto oggi, e cioè che almeno per la mia percezione e per quel che mi riguarda, io ho la convinzione che tenere su queste posizioni da soli è dura. Medicina e persona nasce per questo, per l'idea di mettersi assieme non per elaborare un giudizio culturale anche, non per elaborare un giudizio politico, c'è un quartino sul servizio sanitario, non per dire delle cose più intelligenti degli altri, ma per essere assieme tutti i giorni cercando di darsi una mano a tener vivo il senso del nostro lavoro, il significato di quello che si fa, perché senza si fa veramente fatica. Quando anche Franca o tu, non mi ricordo più, forse avete detto tutti e due, nessuno chiede una mano, no? Ecco, questo deve diventare sistematico, cioè bisogna avere un amico con cui fare questa cosa, perché se no si va giù, si decade inutilmente. Questo lo dico per dire che appunto medicina delle persone è nata proprio da lì, tra l'altro ma non è il momento, cioè anche proprio in un aneddoto contingente, no? Ed è sempre stata quella. Poi se volete sapere un po' cos'è, c'è il sito www.medicinaepersona.org, però il sito è bruttissimo perché non ci abbiamo soldi, si capisce niente, solo che non ci abbiamo i soldi, quindi chi gli interessa, se si iscrive magari ci dà qualche soldo, che così almeno riusciamo anche a rimettere a posto il sito. Ma per dire, questa ci tenevo però a dirlo, perché bisogna essere assieme, insomma, e però essere assieme anche giorno per giorno, nel senso che momenti come questi sono belli, però poi uno domani ritorna a lavorare e c'ha bisogno di qualcuno con cui condividere, che sarebbe anche bene che fosse qualcuno, non è detto che sia per forza dentro il posto di lavoro, però se è dentro il posto di lavoro una mano la dà di più, perché ci sono livelli del nostro lavoro che io posso parlarne con gli altri, ma non li capiscono, ma come uno potrebbe non capire un altro livello di un altro lavoro, ma è talmente drammatica, nel senso più buono del termine, il nucleo del nostro lavoro, che non capirsi non è propriamente come non capirsi appunto magari quando uno fa l'ingegnere meccanico, insomma, no? Questa era una cosa che volevo dire, da soli. La seconda, la dico un po' pensando di riassumere, non è la cosa più importante, però mi sembra che un'idea la dia, e soprattutto anche per non lasciare in un'aura di sconforto questo discorso che io per primo ho fatto
e cioè sulla dichiarazione della salute dell'OMS, rispetto alle pretese che abbiamo detto molto spesso irrealistiche, ma irrealistiche se viste in un certo modo. Un medico che io conosco, che è stato, nel senso che è vivo ancora ma ormai in pensione, ha fatto l'oncologo l'oncologo geriatra, un po' diverso dal pediatra, però anzi quasi siamo lì. Lui è della Romagna, ma ormai parla tutto così perché è da quando studia che sta in America, si chiama Balducci, e parlando di queste cose diceva: in inglese ci sono due termini, che è to be cured e to be healed, e lui dice uno potrebbe non essere cured, ma può sempre essere healed. La guarigione ha un'accezione che è possibile anche quando biologicamente può esserci ancora qualche cosa che non ci dice di essere sani. La parola salute ha la sua radice nel latino salus, che vuol dire salvezza. E questa è la prospettiva della guarigione, in questo senso, del healing, è possibile sempre. Questo è un po' il nostro compito, capirlo e essere assieme per quello. E quindi c'è speranza. Adesso Papa Francesco ha detto l'anno della speranza, siamo a posto. Una volta abbiamo fatto come medicina in persona un convegno che si chiamava la speranza e la cura, ma la E diventava una E. E un altro che è stato fatto più che un convegno, era proprio un insieme di incontri, che era curare chi cura. Non solo nel modo in cui l'ha detto Franca, verissimo, che io devo curare me stesso, perché se arrivo lì che ho le robe girate, però delle volte ce le ho anche girate, insomma, voglio dire, uno va al lavoro anche come è fatto, no? Però è per questo che ci va più, è stato detto, più cura di chi cura. Noi non dobbiamo pensare che sia una cosa, cioè bisogna sostenere, è stato detto, ma non sostenere all'inizio, e dobbiamo darci una mano per farlo anche per questo. Per cui grazie a chi ha organizzato la mostra, l'incontro. Grazie Roberto, un applauso a Roberto. È una mano Grazie. E poi se mi conviene, visto che si è parlato di giovani, siccome qui c'è un giovane specializzando che partirà a breve, un bel applauso ad Alessandro. Mettiti in piedi Alessandro. Eccolo là, dai, scusa, ma insomma non vuole. Ha il codino ma il cuore del combattente. Dante e anche Giorgio, quindi se facciamo un ultimo applauso. Poi vi do delle comunicazioni velocissime. Primo, è possibile iscriversi e aderire al comitato Amici di Paolo Takashi Nagai e Marina Midori attraverso il sito amicinagai.com, è facile, si fa sul sito con un piccolo contributo. C'è la possibilità di acquistare i libri, lo avete visto, e di visitare la mostra fino a domenica. E per chi si vuole fermare fuori con questo bel sole a fare un aperitivo, poi c'è alle 9 il concerto dove canterà anche appunto il dottor Alessandro Tiozzo con gli Antenori. Le fa tutte qua alla chiesa di San Francesco, di qua. E all'uscita è possibile lasciare un contributo e c'è il Santino, abbiamo fatto una stampa del Santino di Nagai e Midori con la preghiera anche per la causa di beatificazione, giusto Roberto? Però scusami, questa è una cosa che bisogna dirlo, anche sta storia della causa di beatificazione è paradossale, ma è venuta fuori da dentro quelle persone che in Italia l'hanno conosciuto e che hanno fatto partire tutta sta cosa, e poi ha incontrato il favore anche naturalmente dei parenti viventi del vescovo di Hiroshima, eccetera. Ma è veramente una storia strana.
strana, curiosa e che fa anche dire come uno a volte appassionando una cosa si trova tirato dentro una cosa che è più grande di sé. No. E ultimissima cosa, a nome dell'associazione di tutti voi volevo fare anche un ringraziamento speciale a Roberto, all'Elisa, alla Raff, a tutti gli amici che si sono fatti carico sulle loro spalle di questa iniziativa, e buona serata.